Buongiorno cari amici e ben ritrovati qui in questo spazio in mia compagnia. Oggi proseguiamo quello che abbiamo iniziato ieri parlando appunto del Sefer Yetzirah, il libro della formazione o il libro della creazione, entrando appunto nel secondo passaggio che è seguito all'emanazione della luce come primo germoglio appunto del dualismo. Ehm, a questo punto, luce, luce fu, abbiamo tutto quello che ci circonda, quello che circondava l'essere immutabile e fermo, illuminato. Dunque si cominciano a delineare un po' lo spazio, in questo momento ancora solo lo spazio, ma poi verrà delineato anche il tempo. E questo più avanti, lo vediamo fra brevissimo. A questo punto Dio è Elohim, è gli dei, possiamo dire, il concetto che abbiamo approfondito nella prima pillola riguardante lo Sefer Yetzirah, impone la sua volontà, dichiara la sua volontà e dichiara che ci sarà un'espansione eterea al centro delle acque. Come abbiamo visto, le acque rappresentano la coscienza passiva, ma è una coscienza passiva ricettiva già esistente, che fa parte appunto del divino. Appunto ci sono diversi moti, diverse forze che agiscono anche in ciascuno di noi. Abbiamo sempre una coscienza vigile che riceve le informazioni e abbiamo un altro aspetto di noi che è propulsivo, attivo, che può essere paragonato appunto all'elemento fuoco, che è la luce in questo caso. Dunque il manifestarsi di questa volontà agisce su una coscienza ricettiva e dice che all'interno di questa coscienza ci sarà un moto di espansione e questo è un qualcosa appunto che va dal centro verso l'esterno. Di pari passo abbiamo una forza altrettanto intensa di rarefazione, cioè di separazione, che a questo punto invece contrae e delimita delle cose. Ecco che qua ancora si rafforza maggiormente quello che era già stato tracciato e predisposto con la comparsa della luce che si oppone al buio, e cioè la dualità, il dualismo, che via via diventerà sempre più forte mano a mano che si procederà su questo percorso della creazione. E sarà necessario porre le cose in opposizione proprio per permettere la conoscenza approfondita di entrambi gli aspetti. Nel momento in cui c'è la luce, noi conosciamo la luce, ma riconosciamo l'azione del buio, e nel momento in cui c'è il buio, noi apprendiamo e percepiamo le caratteristiche del buio, ma apprezziamo anche i momenti di luce. Perciò era fondamentale, perché si conosca poi la cosa una, cioè riconoscendo che buio e luce fanno parte comunque della stessa essenza, però per comprendere al meglio l'essenza è necessario passare per i contrasti. Dunque a questo punto c'è questa espansione eterea che fa sorgere questo movimento di separazione fra quelle che sono le facoltà superiori e le facoltà inferiori. Delle acque, attenzione, cosa significa? Stiamo sempre parlando di livelli di coscienza. È tutta una manifestazione della coscienza, perciò la coscienza superiore rispetto alla coscienza inferiore, cioè la coscienza che corrisponde alla dazione rispetto alla coscienza che è la ricezione, cioè quella che riceve. È come se si aggiungesse un nuovo tassello a quello che abbiamo visto prima, cioè quella forza che emana e la coppa che riceve. È dunque già un primo principio che vedremo poi più avanti di maschile e femminile. Intanto però per questo si tratta ancora di una coscienza per certi versi ancora unificata, ma che comincia a prendere delle particolarità e delle differenze, delle sfumature diverse. A questo punto, creando questa espansione che separa una coscienza superiore da quella inferiore, per emanazione verso l'alto si formano i cieli. Ecco che dunque abbiamo questi aspetti.
Abbiamo il primo aspetto che è la luce corrispondente all'elemento fuoco. Abbiamo il secondo aspetto, cioè questo innalzarsi, elevarsi della coscienza che separa l'elemento aria dall'elemento acqua. Pur essendo inizialmente quasi parte della stessa cosa, spiega che l'elemento aria è un innalzamento, un'espansione del centro delle acque. Cosa significa? Dunque, le acque sono la coscienza unificata fra pensiero razionale ed emozioni, emotività, tutto quello che corrisponde appunto all'elemento acqua. Dunque c'è un'ulteriore scissione che viene creata appunto da questa elevazione della coscienza, per cui la mente, il pensiero e l'aria diventa un aspetto superiore di una stessa coscienza, le emozioni sono poste a un gradino più basso. E questa cosa si rivede anche nell'albero della vita, poiché le prime tre Sefirot, in questo caso è la Keter, Chokmah e Binah, sono considerate la coscienza superiore, collegate alla mente e all'intelletto, mentre le sette Sefirot inferiori sono quelle più facilmente raggiungibili per uno stato vibratorio più denso, via via sempre più denso, man mano che si discende a partire dall'alto, cioè dallo spirito che discende verso la materia, ma sono anche più percepibili proprio perché fanno parte dell'aspetto emozionale, emotivo. A questo punto, questa espansione, abbiamo detto, esalta le acque, forma dunque la coscienza superiore, e cioè la mente. E dice anche una cosa interessante: così come è stato l'Occidente ed è così stato l'Oriente. Comincia anche a delimitare appunto gli spazi. Abbiamo visto che con la luce noi vediamo tutto quello che ci circonda, dunque si delimita e si comincia a percepire la dimensione dello spazio. E infatti viene nominato l'Oriente e l'Occidente proprio sempre per rimarcare la dualità, sempre per rimarcare questa necessità di separare le cose per comprenderle al meglio, e fa anche capire che in questo passaggio si comincia proprio a creare una dimensione fisica. Ancora detto, egli gli dei, le acque inferiori e gravitanti dei cieli tenderanno irresistibilmente insieme verso un luogo determinato, unico, ed apparirà l'aridità. Ed era avvenuto così. A questo punto, dopo aver separato le acque superiori da quelle inferiori, si crea un altro meccanismo, e cioè si ritira l'acqua. Il ritirarsi dell'acqua porta allo scoperto la parte della terraferma. Ecco che viene creato anche l'ultimo elemento, e cioè la terra. A questo punto abbiamo un quadro di come si sono mosse le cose, di quale forma e quale ordine è stato seguito, e abbiamo visto che è sempre volontà di egli gli dei, cioè Elohim, l'essere uno, che a seconda di quella che è la sua volontà, ma con un ordine preciso, ha creato ha creato le cose. Siamo all'inizio e dobbiamo tenere a mente che anche se noi lo associamo al fuoco fisico, all'aria fisica, alla terra e all'acqua, in realtà stiamo parlando di stati vibratori differenti che fanno parte appunto di quello che è il bagaglio animico, non solo, di quello che è anima e spirito collegati, connessi insieme, e che hanno appunto uno stato coscienziale in questo momento ancora uno collegato con il creatore, poiché ancora siamo semplicemente a una fase di preparazione per quello che sarà poi la vera separazione, che viene definita la caduta in un certo senso, ma questa caduta vedremo poi che è assolutamente necessaria all'essere umano perché scelga volontariamente di fare il percorso a ritroso, e che sia una scelta non condizionata, ma il vero libero arbitrio che l'essere umano possiede e possiederà, cioè quello di decidere se ritornare, ricongiungersi alla volontà divina, farla propria dentro di sé, pur continuando a rimanere entità individuale.
Io con questo intanto vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Chiaramente ogni elemento è collegato a una lettera del tetragramma, del nome divino, del nome sacro, del nome dei nomi. E appunto, come abbiamo detto, lo Yod corrisponde alla luce, la prima E a questo punto corrisponde all'aria, la Vau corrisponde all'acqua e la seconda E corrisponde alla terra. Vedremo poi anche di capire perché viene usata due volte la lettera e in cosa consiste, dal momento che riguarda appunto le regole dell'alfabeto ebraico. Vi ringrazio intanto per avermi ascoltato, spero che vi iscriviate numerosi al mio canale e che così non perdiate i prossimi appuntamenti, le prossime condivisioni. Intanto saluto tutti i miei iscritti, grazie per la vostra attenzione, per il vostro tempo. Sarò molto lieta di leggere i vostri commenti e rispondere alle vostre domande. Vi saluto, vi auguro una buonissima giornata. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.